la quinta colonna di Trump andasse No, contro però l'Europa. dico al di là della quinta colonna Sarebbe- di Trump, cioè in Italia si dibatte ogni giorno. In Italia si dibatte ogni giorno di assurdità, Ecco, tipo dire che c'è la dittatura dell'estrema destra o altre. Che la sinistra è più integralista di assurdità Hamas. Sì, quella era una frase forte, quella ma invece è usata sensata. in un altro Quella è contesto, sensata. perché lì la frase era alla sinistra non va bene questo piano di pace che Hamas ha accettato, se ne deduce che la sinistra è più estremista di Hamas, che era una provocazione, si poteva anche non fare, come quella di Landini era una scemenza dal sen fuggita. Dopodiché il punto vero è che, e dovremmo dircelo tutti, che in Italia, e ha ragione Andrea quello che diceva prima, cioè tutti fanno gran promesse, la gente vuole un cambiamento e vota ciclicamente qualcuno che promette di cambiare. Quando arrivi lì o obbedisci agli altri che stanno in Europa oppure fai una brutta fine. Quando ce ne renderemo conto, forse qualcosa cambierà, se no stiamo qui a raccontarcelo.